Di solito bisogna aspettare almeno una trentina d'anni, cioè in letteratura si fa riferimento comunque a serie di durata almeno trentennale. Ci vorranno 30 anni, dicono gli esperti, per capire se realmente le stagioni così come noi le conosciamo sono destinate a sparire. Maria Sansone, meteorologo del centro ARPAV di Teolo, mostra il grafico della perturbazione di carattere autunnale che ha colpito diverse zone con punte fino ai 140 mm di pioggia caduta. Le aree più colpite, il Padovano, Rodigino, tutta l'area del Cansiglio. Nel giro di pochi giorni, cioè entro la metà del mese di maggio, ha piovuto sostanzialmente 3 volte quanto di solito piove nel mese di maggio e l'accumulata sulla stazione di Trecenta è circa un quarto di quanto piove mediamente in un anno in quella stessa località. Le temperature hanno subito un crollo di 8 gradi. Da domani le precipitazioni previste fino al prossimo weekend avranno caratteristiche più primaverili con piogge meno diffuse ma a carattere temporalesco. C'è una grande variabilità tra un mese e un altro, non abbiamo delle caratteristiche specifiche che caratterizzano quindi l'autunno e la primavera. E per capire se queste cose sono cose che si potranno ripetere, ovviamente bisogna aspettare dei tempi più lunghi perché per valutare un trend non basta un singolo episodio. Non basterà il quantitativo di acqua accaduto in questi giorni a rimpinguare le falde. Per conoscere il bilancio idrico bisognerà attendere i bollettini pubblicati sul sito dell'ARPAV a metà mese e a fine mese.